continuare a sognare o risorgere dalle proprie ceneri. Questa è Roma-Italpol, 12ª giornata del girone B del campionato nazionale di Serie A2. Da una parte dunque i padroni di casa della Roma, che vengono da 4 risultati utili consecutivi e oggi proveranno l'aggancio all'Italpol nella zona playoff. Dall'altra parte l'Italpol ferito, che non vince da più di un mese. Ormai sono 5 partite che la squadra di mister Ranieri non riesce ad imporsi sull'avversario. Fischietto in bocca. Si comincia in questo istante con il primo possesso palla gestito dalla Roma. L'Italpol ha collezionato 14 punti in 11 partite. Proseguiamo Santos, la prima conclusione pericolosa della Roma, con Santos che non riesce a trovare lo specchio della porta. Allora da Silva in verticale per Guto, che prova a girarsi. Guto col destro, Basile. Bella occasione questa per la Roma. Ora Velasquez, lo vediamo molto bene. Ancora Velasquez fino alla fine. E poi Osni Garzia non trova la deviazione vincente. Ma cosa aveva fatto Velasquez? Toccò la conclusione, Rodriguez allontana, poi la palla resta lì. Osni Garzia spreca retroguardia avversaria. Santos all'indietro, prova la conclusione, gol di Raimondi. Cambia il parziale al Palafrascati, 1-0 in favore della Roma. La botta di Raimondi che col mancino trafigge Basile. Palla che si infila all'angolino alla sinistra dell'estremo difensore dell'Italpol quando mancano 11 minuti e 13 secondi alla fine del primo tempo. Roma 1, Italpol 0. Murata, allora da Silva, ancora Santos, prova a liberarsi. Santos, doppio palo pazzesco di Santos. Si salva l'Italpol. Le proteste della Roma. Marchetti col destro, Rodriguez risponde ancora una volta presente, mette in calcio d'angolo Osni Garzia che lascia Batella. Batella, il palo colpito dal numero 9 che poi va a terra sulla volta di sinistra, alza il pallone, trova Del Ferraro davanti a Rodriguez. Del Ferraro, una finta e Rodriguez salva il risultato. Qualche secondo da giocare nella ripresa. Osni Garzia per Velasquez. Batella va col destro. Batella! È il 9º gol per lui in questo campionato. Va a salutare i pochi sostenitori presenti qua al Palafrascati. Il pareggio dell'Italpol che capitalizza al massimo la superiorità numerica dopo l'espulsione di Da Silva. Ancora Guto, prova ad andare via con un dribbling. Guto, Basile e poi Del Ferraro allontana come può in qualche modo. Ancora Santos, si gira. Santos la lascia a Gastaldo, poi in mezzo alla batata alza il pallonetto, palla sul fondo. Ottima chance questa per la Roma. Ancora Osni Garzia, alza il pallone indietro per Batella col destro. Botta violentissima del numero 9. Tagliere la Roma, fa un movimento per Zapella. Zapella, il suo destro sfiora il palo. Veramente meglio. Palla lunga, Santos colpisce un palo pazzesco da terra in girata. Ha lasciato partire un missile inaspettato verso la porta di Basile. Che bella la conclusione da terra di Santos. 30 secondi ancora con l'uomo in meno per l'Italpol. Palla in mezzo, il palo pazzesco colpito da Guto. Batata alza il pallone a cercare Santos, la mette giù. Santos prova a girarsi. Santos, l'ennesimo palo colpito dalla Roma. Sia che parte velocissimo. Osni Garzia lascia Velasquez, il contropiede. Velasquez superato Rodriguez, in mezzo Osni Garzia. Santos, un miracolo sulla linea. Arriva rimorchio Zapella, arriva anche Gastaldo. Gastaldo, l'ennesimo legno e poi Zapella. Esplode il Palafrascati. Zapella, classe 2003, segna di testa il gol che vale il 2-1 e va a prendersi l'abbraccio dei pochi sostenitori qui presenti. Un gol importantissimo per la Roma, siglato dal giovane 2003 Andrew Zapella. Ovviamente provare a strappare il pareggio. Velasquez, poi il palo colpito dall'Italpol. Il possesso palla prolungato dall'Italpol, ma non può più attendere la squadra di mister Ranieri. I secondi stanno passando, la porta è vuota e il gol! Arriva il 3-1 della Roma. Quasi un gol fortuito, involontario. Alla fine il gol, la rete vediamo che sarà messa a segno o da Guto o da Raimondi. Sarebbe da rivedere bene il replay per capire la paternità del gol.
uno tra Guto e Raimondi. E dunque termina qua la partita con la vittoria della Roma che vince 3-1 sull'Italpol. Una vittoria preziosissima questa per la Roma che aggancia l'Italpol in classifica a quota 14 punti. È sempre più buio invece per l'Italpol. Siamo con Batata, capitano della Roma, e il giovane Andrew Zappella, classe 2003, autore del gol del 2-1 che ha dato poi alla vittoria della Roma. Allora, vi chiedo, una bella vittoria intanto che vi fa agguantare l'Italpol in classifica. Vai. Sicuramente è stata una bellissima vittoria. Sapevamo che loro hanno una squadra molto forte, tanti giocatori esperti, però siamo da 5 partite che stiamo a fare punti pieno, quindi ci siamo pure noi per i playoff. Complimenti a tutti i ragazzi come lui, un 2003 che è entrato, ha fatto bene, ha fatto gol, tutti i ragazzi che sono entrati anche un 2004, quindi questo è un frutto del lavoro che facciamo con la società e da lunedì a venerdì abbiamo dimostrato oggi in campo. Andrew, che emozione hai provato quando hai segnato e sei andato ad abbracciare i tuoi amici sugli spalti? Sono troppo felice con il mio primo gol e continuiamo così lavorando sempre forte insieme. Ecco, invece volevo chiedere a te, nonostante l'assenza di Salas, siete riusciti a superare una squadra che vi stava sopra in classifica, una squadra comunque ben organizzata. Molto ben organizzata, poi loro giocano insieme da tanti anni, quindi oggi senza Salas abbiamo perso pure Kaique al primo tempo, però un gruppo è così, oggi la vittoria è di gruppo, diciamo così. Ecco, chiudo chiedendoti, ora siete lì a un passo dai playoff e ve li volete giocare fino all'ultimo? Certo, giochiamo fino all'ultimo, abbiamo ancora 3 partite da recuperare, quindi dobbiamo lavorare, come ha detto Andrew, umiltà e lavoro. Grazie mille. Grazie.